dal 2014 all'interno di questo Rimini Wellness. È una nuova disciplina del fitness che vede il country come sua base. Io sono a fianco a Nicolas Rozan, che è l'ideatore, che trae spunto da questo stile musicale per creare un nuovo programma coreografico che si chiama Country Fitness. Nicolas, cos'è Country Fitness e soprattutto come vi è venuta, come ti è venuta questa idea? Ma semplicemente nasce sempre dall'esigenza di rinnovare il fitness e di cambiare. Io sono anche un musicista e quindi ho pensato di inserire la musica country, che non è mai stata utilizzata prima d'ora nelle palestre, per fare ginnastica. Quindi possiamo attingere da un bagaglio di musica ultrasecolare per fare dei movimenti di fitness appunto coreografici e no, anche di tonificazione, per divertirsi e tenersi in forma. Cosa ti aspetti e soprattutto cosa si deve fare per poter accedere a questo mondo? Ma io sono venuto qui con l'idea di appunto proporre una novità e già dalla prima lezione abbiamo visto una numerosa affluenza. C'è proprio bisogno di qualcosa di nuovo. Io vedo tra l'altro questo stile fitness molto allegro, molto dinamico. Quali sono i principali movimenti e soprattutto le parti del corpo che vengono impegnate all'interno di questo fitness, di country fitness? Lo schema della lezione è molto bello perché è praticamente un percorso all'interno della musica country. Ogni canzone ha uno stile diverso di country. È nato appunto un nuovo modo di approcciarsi all'aerobica con dei passi nuovi, con dei metodi coreografici nuovi, un ritmo un po' diverso dal solito, che appunto mette allegria ma soprattutto tanta energia. Il mondo di country fitness è un vero lifestyle che richiede tra l'altro anche un modo di calarsi in questa parte. Voi ci avete pensato? Come ci avete pensato e soprattutto perché è necessario per chi pratica country fitness fare questo? Allora, innanzitutto perché in palestra è arrivata questa proprio nuova moda, nuovo tipo di allenamento. In realtà è una vera e propria lezione aerobica con tutta la fase di riscaldamento, di tonificazione, di defaticamento, però viverla con un abbigliamento simile ti fa proprio entrare in quello che è il sapore del country. Quindi abbiamo dei cappelli dove possiamo mimare molti gesti che ricordano quello che poi facevano in realtà gli indiani, i cowboy o le persone che tornavano dal ranch la sera, avevano i loro cappelli. Tutti i nostri movimenti ricordano quello che in realtà facevano la sera quando si ritrovavano nei fienili e ballavano. È il nostro modo di rappresentarlo, di viverlo proprio. Sicuramente l'ha notato sul palco oggi, ma si nota anche proprio nelle semplici lezioni questa propria unione, questo calore. C'è proprio una lezione che si sente, davvero. Pantaloni larghi, scarpe comode, t-shirt larghe, i nostri capelli, magari orecchini in stile americano, e dà proprio tutta un'altra immagine, dà colore, dà vita. When hearts like ours meet. Perché sceglierlo? Perché è l'unica novità di quest'anno, quindi da settembre in palestra, se vogliamo proporre una vera novità, non si è mai visto un istruttore col cappello e con la camicia colorata in una sala fitness, e quindi è facilissimo, basta iscriversi ai corsi di formazione che sono durante tutta l'estate in tutte le zone d'Italia, anche all'estero, in Slovenia, in Belgio, in Germania, anche in Cina, in Russia. Stiamo un po' andando in giro per l'Europa per proporre da settembre la novità in palestra. Sia per chi viene a lezione che per chi vuole andare in giro a avere queste tenute un po' stile americano, stile country, abbiamo un sito sul quale potete andare a guardare, www.countryfitness.it. C'è proprio una sezione riguardante l'abbigliamento, potete tranquillamente andare lì. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.